Allora, Paolo Righetti aveva accennato appunto il segretario per quanto riguarda l'obiettivo che i sindacati hanno. I sindacati dei pensionati hanno obiettivi ben precisi che devono venire incontro a quelle che sono le esigenze delle persone e delle famiglie coinvolte in questo. Il sindacato a livello confederale invece che cosa ne pensa al riguardo? Perché voi coinvolgete anche chi lavora poi o dovrebbe lavorare nel settore per aiutare queste persone, gli anziani, ma sono lavoratori che hanno anche dei diritti, hanno delle posizioni anche a volte difficili. Innanzitutto voglio dire che il tema dell'invecchiamento attivo e della qualità dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti non è assolutamente un tema che riguarda solo lo SPI, il sindacato dei pensionati, che è il sindacato che rappresenta tutti i pensionati e gli anziani, ma è un tema che riguarda tutta la CGIL, non solo perché tutti prima o dopo diventiamo anziani, perché c'è un'evoluzione demografica che sta spingendo sempre di più, per fortuna, verso un innalzamento dell'età media di vita, non solo perché tutti comunque, anche chi lavora, insomma, ha un genitore, un parente anziano non autosufficiente da accudire, da seguire, e per cui per noi come CGIL, come sindacato confederale, questo tema rientra nell'ambito più complessivo del diritto alla salute, del diritto alla cura, all'assistenza e anche all'inclusione sociale, perché anche questo è un ambito che per noi è fondamentale. Se questo è vero, per noi il potenziamento, più che mai oggi, anche dopo la fase di pandemia da cui siamo usciti dalla situazione più grave, ma speriamo di uscire definitivamente, e che ha messo in evidenza, ha accentuato tutta una serie di criticità, per noi più che mai il potenziamento della filiera di tutti i servizi territoriali, dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, dei servizi residenziali e domiciliari, della medicina di base che presenta parecchie criticità oramai, e più in generale di quella che è una peculiarità, è stata una peculiarità del sistema veneto, ma va ripresa, e parlo dell'integrazione sociosanitaria, deve ridiventare una priorità a tutti i livelli, ed è su questa priorità che stiamo sollecitando ovviamente le amministrazioni, le istituzioni, i governi, sia nazionali che regionali, per agire in coerenza a questa priorità. Per noi la garanzia di dare una risposta di qualità in termini universalistici, e questo vuol dire dare la garanzia a tutti di avere un servizio, delle strutture di qualità, anche ai territori più periferici, non solo rispetto al paese, ma anche rispetto alla nostra regione, perché ogni territorio ha un territorio periferico. Sì, lo sappiamo, infatti. Ma anche e soprattutto alle persone più fragili, appunto le persone anziane, le persone non autosufficienti, le persone con disabilità, le persone che hanno dipendenza, insomma, passa attraverso il potenziamento del sistema sociosanitario pubblico, perché è l'unico assetto organizzativo che può garantire a tutti questa universalità e la qualità delle prestazioni e dei servizi. E questa esigenza di potenziamento, lo stiamo dicendo da tempo, c'è anche qua nel virtuoso Veneto, che se ma infatti ci sono problemi, ma assolutamente sì, non è che stiamo tutti bene. Io lo interrompo solo un attimo, abbiamo un paio di messaggi che sono arrivati, vediamo la regia se me li può rimettere in onda. Allora, il peso sulle famiglie è enorme, si fa per senso di responsabilità, ma questo a lungo andare cade e si trasforma in risentimento per lo sfinimento, credetemi, è vero. Dietro queste parole ci sarebbero delle riflessioni comunque da fare, perché purtroppo è drammatico. Carissima Elena, si spendono soldi per gli armamenti limitando il sociale. È pazzesco che nel 2022 si parli ancora di guerra.
E qui si rifà a quanto diceva anche Righetti, diceva lei segretario, che effettivamente occorrono risorse, però in questo momento di risorse non ce ne sono mica tante, anzi in proiezione futura andando così avanti, ai noi, ancora meno. Allora, per rispondere per un messaggio do la parola invece a lei segretario, qui in studio. Ma quello che il messaggio fondamentalmente fotografa la situazione di quello che succede in molte famiglie quando si affronta il tema della non autosufficienza, anche perché una delle cose che più tocca le famiglie è il sentirsi isolati, il sentirsi da soli. Non c'è una, come si diceva all'inizio, una regia che permetta, un punto di riferimento che permetta alle famiglie, alle persone che si trovano in questa condizione di avere dei punti certi di riferimento anche per andare avanti nei percorsi, per chiedere come arrivare ad avere un posto in casa di riposo, piuttosto che come trovare un assistente familiare, piuttosto come attivare l'assistenza domiciliare integrata. Quindi quello che è scritto in quel messaggio è la verità di quello che sta succedendo in migliaia di famiglie venete. È per questo che noi abbiamo sentito la necessità di tentare di dare una risposta nei vari campi che toccano la non autosufficienza, a partire dalla questione, lo diceva prima Paolo Righetti, a partire da un tema generale che si chiama integrazione sociosanitaria. Cosa significa questa parola? Significa che dobbiamo mettere, al di là che noi abbiamo le USL, unità locali sociosanitarie, siamo l'unica regione in Italia che ha mantenuto giustamente questa dizione di tentare di mettere insieme la sanità e il sociale. Oggi purtroppo, al di là della buona volontà e delle sigle, insomma, purtroppo noi dobbiamo verificare che questa integrazione manca e manca sempre di più un dialogo tra la regione, tra le USL e tra i comuni. Per esempio, tutto quello che riguarda i servizi di assistenza domiciliare, stiamo parlando dei pasti piuttosto che la pulizia delle case, è compito dell'assistenza domiciliare dei comuni. Se invece interviene un qualche aspetto sanitario è competenza delle USL, parliamo di assistenza domiciliare integrata. Questi due servizi raramente dialogano insieme, non solo, ma per quanto riguarda i servizi comunali, quello che viene chiamato il SAD, il servizio di assistenza domiciliare, addirittura ogni comune ha un proprio regolamento. Nel regolamento... Cioè, per spiegare ai nostri telespettatori, perché sennò stiamo parlando, diventiamo troppo complessi, le persone ci chiedono sempre semplicità. Leggevo anche l'ultimo messaggio, un attimo così spieghiamo bene, un attimo solo se la regia me lo può rimettere in onda. Troppa pressione sulle famiglie già di per sé vessate da tutti gli aumenti e rincari di ogni tipo, e questo è un altro problema perché anche le rette. Allora, voi dite che esiste, questo lo dico perché esiste, un servizio dei comuni di anche pulizia delle case di queste persone sole che immagino avranno un certo ISE, un certo reddito eccetera, non autosufficienti, che versano in certe condizioni, che in alcune realtà, se la persona è soltanto un caso sociale, diciamo, è di competenza del comune, se invece ci sono delle patologie che intervengono è anche anzi è competenza anche in parte sanitaria, scatta l'intervento della regione. Però devo dire che io ne ho cercati sti casi benedetti, io non ho trovato nessuno ma che mi abbia menzionato, anche chi ne ha veramente bisogno, che ci siano questi casi di intervento di qualcuno che vada nella casa della persona, se non vicini, volontari di enti no profit che fanno volontariato, terzo settore puro, che facciano sta cosa qua. Dove sono, dove si trovano, date un'indicazione, perché purtroppo è vero, una persona che ha 95 anni e ce ne sono, e che se ne sta a casa da sola perché a volte i figli sono morti, cioè rendiamoci conto quando leggiamo quell'età là, o non ci sono proprio.
come fa a pensare di pulire anche la propria casa? Come fa a pensare di cercare in internet qualche struttura utopica che possa venire in aiuto? È ovvio che un 95enne è anche sanitario, viva Dio, se no saremmo tutti felici e contenti. Cioè, è assurdo, bisognerebbe che ci fosse un ente unico che chiama il 14.000, chi se ne frega, sarà il comune, sarà la regione, sarà lo Stato, attiva un sistema che viene da te una volta ogni 10 giorni, è lecito pensarlo, giusto o no? Allora lei... Cosa semplicizzato? No, ma lei ha detto, ha toccato, semplificando, ha detto ci dovrebbe essere un numero di telefono unico, un punto unico di riferimento dove qualcuno accede. E questo per quanto riguarda i servizi che offrono i comuni, che teoricamente dovrebbero offrire i comuni. Che teoricamente, esatto, perché di fatto no. Poi di fatto, ovviamente laddove siamo in un comune grosso questo servizio, tra virgolette, funziona, nel senso che ci sono anche le risorse. Il comune piccolo non ce la fa ovviamente con le risorse che... Però qua è anche colpa dei comuni. Cosa costa al comune... facciamo degli esempi concreti, al comune di Vigonza piuttosto che altri comuni più piccoli associarsi con altri comuni. Qua nel Padovano c'è un esempio che è portato come esempio in tutta Italia, che si chiama il Campo Sampierese, cioè un'unione dei comuni dove si fanno le cose a partire dai servizi sociali insieme, dove c'è un regolamento unico per poi dare i servizi alle persone. Cosa significa? Che corre il rischio che tra un comune e l'altro ho o non ho le prestazioni, ma che addirittura che in un comune pago le prestazioni e in un altro comune non pago le prestazioni, perché questa è regolamentazione solo del comune, di ogni singolo comune. Quindi una delle cose che noi chiediamo è che o viene data la delega da parte dei comuni rispetto a questi servizi all'USL, e quindi è l'USL che la gestisce insieme all'assistenza domiciliare integrata, oppure che i comuni si mettano insieme per dare a tutti quanti le stesse prestazioni. Certo, perché ma che questo servizio esista poi tra l'altro, perché anche il fatto, quando si parla di servizi che vengono dati a casa a una persona anziana, ma anche la pulizia individuale della persona, non è ipotizzabile una volta alla settimana. Chiaro. Cioè, stiamo parlando di persone qui, stiamo parlando di persone che vivono con 600 euro di pensione. Ovviamente. Ecco, per cui diciamo dignità delle persone. Torniamo su questi temi e darò la parola anche dopo a Righetti. Pubblicità, pochi secondi.